Gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno eseguito altri 2 arresti per droga. Giovedì all'alba hanno bloccato 2 algerini nello scantinato di un'abitazione a Castello. Nascondevano 100 grammi di hashish, 15 di cocaina e 27 dosi pronte per essere vendute, oltre a bilancia, coltellini e materiale per confezionare gli involucri. Gli agenti sono risaliti ai 2 nordafricani di 47 e 45 anni, anche grazie alle testimonianze dei residenti preoccupati del continuo via vai sotto casa. Dei due, uno non ha precedenti, quindi ha patteggiato 1 anno. L'altro, il più grande, invece, ha già scontato 6 anni per droga e nel frattempo resta in carcere. Salgono così a 68 le misure di prevenzione emesse dalla Questura nel mese di luglio, 40 per persone socialmente pericolose allontanate da diversi comuni e 25 per avvisi orali. Nell'operazione alto impatto di martedì a Mestre e Marghera sono state controllate 80 persone e un irregolare allontanato, mentre negli ultimi 6 giorni i poliziotti delle volanti e dei commissariati hanno rintracciato 7 irregolari e 6 di questi accompagnati nei CPR, uno alla frontiera. Le espulsioni si aggiungono alle 15 disposte a luglio.